Uè, Iva che pazza va a torta di mele. E oggi la facciamo. Pigliate carta e penna. Per fare la mia torta di mele ci serviranno 4 uova, 100 g di burro, 125 g di latte, 4 mele, un arancio e un limone, la scorza grattugiata, 150 g di zucchero, 250 g di farina, una bustina di vanillina, 30 g di miele e una bustina di lievito pane angeli. Separate gli albumi dai tuorli e iniziate a montarli a neve. Adesso montate lo zucchero, i tuorli d'uovo e il miele. Aggiungete il burro ammorbidito e la vanillina. Aiuto di una mandolina fate le fettine di mele sottile sottile, come se fossero le chips. Qua così devono venire fine fine. Adesso uniamo il latte alla farina e le uova che abbiamo sbattuto prima. Adesso iniziamo a mescolare tutto. Grattugiata di limone fresco, la grattugiata di arancia fresca. Poi aggiungo il lievito, pane angeli e una goccina di latte e inizio a mescolare. Adesso infine aggiungo il bianco dell'uovo che avevo montato a neve. Aggiungo infine anche le mele tagliate a sottili rondelline. Fate tutto bene bene, che si deve accorpare tutto, le mele, il composto e il bianco dell'uovo montato a neve. Ho usato uno stampo da plum cake. Adesso ci verso tutto dentro e vi faccio vedere. Se vi piace io tenevo un po' di marmellata di fragole e ce la metto sopra, così, a tocchetti. In forno a 175 gradi per 40 minuti.